Professor Mosler, la sua teoria della moneta moderna può essere considerata una versione radicale della corrente di pensiero post-keynesiana. Può spiegarci in che cosa consiste questa teoria? Quali sono i punti chiave? Your modern money theory can be considered as a radical version of the post-Keynesian school of thought. Can you explain us what it is about and which are the key points of this theory? Okay, well, I wouldn't call it radical. Allora, non lo chiamerei radicale, I would call it a logical extension. la chiamerei una logica estensione. And what we do is explain where unemployment comes from, what causes it, E quello che facciamo è spiegare da dove viene la disoccupazione e cosa la causa, and what can be done about it, e cosa si può fare a riguardo, and why there are no political constraints to keep you from sustaining full employment, e come mai non ci sono vincoli politici che impediscano di sostenere la piena occupazione, and why there are no constraints in the foreign sector, that is, your trade cannot stop you from keeping full employment policy in place. e che non esistano in effetti neanche dei vincoli esteri al sostegno della piena occupazione. A suo avviso, le politiche finanziarie adottate dai paesi dell'Eurozona in questi anni di crisi economica globale hanno avuto effetti dannosi. Per quale motivo? You stated that, in your opinion, the financial policies adopted by the Eurozone countries in these years of global economic crisis produced a harmful effect. Why? Okay, so the policies I was talking about are the deficit limits and the public debt limits. So the deficit limit of 3% limits the deficit to 3%, which, and since the deficit equals the savings in the economy, what they've done is establish limits for the amount of money in total that people can save. And by restricting the ability to save, they create unemployment. Okay, le politiche di cui stavo parlando erano i vincoli al deficit. Vincolare il deficit equivale a vincolare il risparmio privato, ed è questo che crea i problemi che conosciamo oggi. Secondo lei, quali misure politiche e finanziarie dovremmo adottare per contrastare e superare la crisi europea? According to you, what political and financial measures should we adopt to contrast and to overcome the European crisis? The first thing that must be done is the 3% deficit limit must be relaxed. La prima cosa che si dovrebbe fare è di espandere il vincolo del deficit del 3%. I've recommended it be relaxed from 3% to 8% of GDP, just on an educated guess. Io suggerisco di espandere il vincolo sul deficit dal 3% all'8% come mossa iniziale. Within a year, this would immediately bring down the unemployment rate in Italy to maybe 6 or 7%. Nell'arco di un anno questo porterebbe la disoccupazione a scendere fino a un livello del 6-7%. And then as the economy recovers and unemployment comes down, E con un'economia che recupera e una disoccupazione che scende, the Italian economists can take another look at the level of the deficit and decide whether it needs to be maybe a little bit higher or a little bit lower. gli economisti italiani potrebbero a questo punto guardare più da vicino qual è il nuovo livello di deficit che bisognerebbe imporre, vincolo che bisognerebbe imporre per far andare meglio l'economia. At the same time, the central bank guarantee that's already in place Però allo stesso tempo ci dovrebbe essere una garanzia sul debito pubblico dalla parte della banca centrale, on a verbal implication by the head of the central bank. con A verbal implication, it's implied guarantee. quindi con un impegno verbale da parte della banca centrale, This should be made explicit, put it in writing. che dovrebbe essere messo anche per iscritto in maniera ancora più esplicita. Then market forces will no longer matter and interest rates will be at the central bank policy rate. Quindi a questo punto le forze di mercato non avrebbero più nessun effetto, And along with these two financial proposals, e insieme a queste due proposte finanziarie it's very important to have available a transition job. è molto importante di porre in essere un piano di lavoro transitorio, Funded by the government for everyone willing and able to work. finanziato dal governo per tutti quelli che
possono e desiderano lavorare. The purpose of this is to help people move from unemployment, where they are now, to private sector employment. L'obiettivo di questo piano sarebbe quello di aiutare la transizione delle persone da uno stato di disoccupazione a uno stato di occupazione nel settore privato. Right. The problem is business doesn't like to hire people who've been unemployed for a long time. Il problema è che alle aziende non piace assumere persone che sono state disoccupate per un lungo periodo di tempo. By providing this transition job, it makes it easier for business to hire people in the economic expansion. Ponendo in essere questo piano del lavoro transitorio, si facilita le persone a maturare una continuità professionale, quindi entrare nel settore privato. So those are my three primary proposals. Quindi queste sono le mie 3 proposte principali. In questo quadro, come vede il futuro dell'Italia da un punto di vista economico? In this context, how do you see the future of Italy, from an economic point of view? Okay. Well, the future of Italy depends on the course of action over the next year. Quindi il futuro dell'Italia dipende da quali saranno le azioni che verranno fatte. If Italy continues to comply with the 3% deficit limit and attempts to achieve the 60% debt limit, se l'Italia continuerà a fare un deficit inferiore al 3%, cercando di ridurre il debito pubblico fino al livello del 60% stabilito dall'Unione Europea, the economy is most likely to get worse. L'economia non può che peggiorare. Only if the deficit limit can be expanded or can be relaxed will the economy get better. Solo se il deficit pubblico può essere espanso, allora l'economia potrà andare meglio. So Italy must attempt to get the European Union to relax the limit. Quindi l'Italia deve chiedere all'Unione Europea di espandere il deficit pubblico, lasciare che si espanda il deficit pubblico. If they refuse to relax the limit, se l'Unione Europea si rifiuta di lasciare che si espanda il deficit pubblico, then there are two choices. Allora ci sono 2 scelte. First is to do nothing and continue to suffer the consequences as is happening now. La prima è quella di non fare niente e continuare a soffrire le conseguenze di queste politiche. And the other option is to begin to tax and spend in lira, in new lira. E l'altra opzione è quella di cominciare a tassare e spendere nella nuova lira. Where Italy would be free to pursue full employment policies. In questo modo l'Italia sarebbe libera di perseguire politiche economiche di pieno impiego. And with the right size budget deficit, the economy would improve. E con un giusto deficit l'economia non può che migliorare. However, if Italy does go to new lira, in ogni caso, se l'Italia dovesse tornare alla lira, but instead of having the right size budget deficit, però invece di fare un deficit pubblico giusto, quindi di espandere il deficit pubblico, instead tries to balance the budget, se invece di espandere il deficit pubblico continuasse a cercare di mantenere il deficit bilancio a zero, quindi il pareggio di bilancio, then the economy could get even worse. L'economia potrebbe anche peggiorare ancora. It's all about the ability and willingness to run the right size deficit for full employment, whether with the euro or with the lira. Il punto è quello di fare il giusto deficit per l'economia. The problem is not the euro itself, it's the policies around the euro. Il problema non è l'euro in sé, sono le politiche che l'euro si porta dietro.